Si allarga il raggio d'azione dell'inchiesta sui 2 medici dell'azienda ospedaliera di Padova. Nel mirino infatti numerosi doppi incarichi dal mondo accademico, non solo in Veneto ma anche in altre regioni d'Italia. Giorgio Bonomi. Università di nuovo nell'occhio del ciclone. Sono numerose le irregolarità che starebbero emergendo dai controlli della Guardia di Finanza sui docenti di ruolo in tutta Italia, compresi quelli delle principali università venete. Sotto esame in particolare gli incarichi esterni dei professori. Le fiamme gialle stanno riscontrando in molti casi la mancanza delle autorizzazioni necessarie ai dipendenti statali per assumere incarichi professionali, nonché una gestione spesso disinvolta delle finanze, con spese e utili relativi all'ambito pubblico e privato mischiati tra loro. Intanto va avanti l'inchiesta che ha portato alla sospensione dalla libera professione dei 2 dottori a Padova, così come l'indagine disciplinare voluta dall'università. Riteniamo che questa università ha dei valori fondanti che non possono essere minimamente scalfiti da chi lavora dentro. Quando succede un fatto che li tocca, noi sentiamo il dovere di agire per difendere i nostri valori e con i nostri valori noi difendiamo anche l'immagine di questa università. A colpire soprattutto il rapporto fortemente sbilanciato tra paziente e medico messo in luce da questa vicenda, in cui il cittadino acconsente a tutte le richieste, anche illecite, dell'autorità sanitaria in nome della salute. Quasi un retaggio di un altro tempo. Una volta si portava il bottiglione di vino oppure si portavano dei doni al medico. Oggi magari non si fa questo, ma si danno i 100 euro, i 50 euro semplicemente per gratificarlo. E poi laddove ci sono delle lacune oppure degli spazi fruibili si insinua sempre il furbetto di turno che cerca di approfittare della sua posizione.